home at Alisand. Peel off over the home base, the best part of any bombing mission. Ciao ragazzi, qui a Recoaro Terme c'è una testimonianza storica importantissima che pone questo paese in una posizione di assoluto rilievo a livello mondiale. Quello in cui mi trovo infatti è il Kommando Bunker Stollen A, costruito nel 1944 dai tedeschi, una fortificazione sotterranea perché pensate che sopra di me ci sono circa 30 metri di collina. Che cos'era questo bunker? Per 8 mesi questa è stata la sede del Comando Superiore Sud-Ovest della Wehrmacht, ovvero le Forze Armate Riunite Tedesche, agli ordini del Feldmaresciallo Albert Kesselring, uno degli 11 feldmarescialli dell'entourage ai massimi livelli dell'esercito tedesco. Da cui praticamente si gestiva tutta l'attività militare tedesca per contrastare l'avanzata degli alleati, soprattutto quella sul fronte dell'Appennino tosco-emiliano. Ebbene, qui nella notte tra il 22 e il 23 aprile del 1945 fu decisa la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché i massimi vertici erano presenti proprio qui e dopo una riunione fiume in notturna, ormai messi alle strette dall'avanzata degli alleati, si decise per la resa che poi fu ratificata ufficialmente il 29 aprile del 1945 a Caserta ed entrata in vigore a partire dal 2 maggio dello stesso anno. I tedeschi che stazionavano qui erano i tedeschi della Compagnia C, erano praticamente i tedeschi dell'Italia che erano in Italia. Erano praticamente tutto l'alto comando, il quartier generale delle forze armate tedesche per l'Italia. Qua c'erano dalle SS, l'aeronautica, la marina, la fanteria. Perché scelsero proprio Recoaro? Recoaro viene scelta per 5 motivi ben precisi. I motivi precisi erano che erano molto vicino alle montagne, vicino alla Germania, dunque una posizione protetta. Era al tempo dotato di ferrovia che faceva Recoaro, Valdagno-Vicenza, ma poteva fare benissimo anche Milano e Svizzera, una via di fuga molto molto veloce in territorio neutrale. Al tempo Recoaro aveva oltre 80 alberghi che potevano ospitare 1700 soldati di scorta al quartier generale e tante ville signorili del tempo. Tutte queste cose hanno fatto sì che Recoaro venga scelta per essere la sede del quartier generale per l'Italia nell'ultimo anno di guerra. La presenza dei bunker in questa zona da recoarese è molto diffusa, i tedeschi infatti ne costruirono molti e si trattava ovviamente di fortificazioni molto resistenti, proprio come questa, perché pensate che proprio questo bunker sopravvisse al massiccio bombardamento del 20 aprile del 1945, quello che poi diede là alla decisione per la resa. E in quell'occasione, il 20 aprile, su Recoaro, ma su questo sito in particolare, vennero scaricate qualcosa come 135 bombe in 3 bombardamenti successivi. E i tedeschi, che nel frattempo erano a pranzo nella villa qui a fianco, si rifugiarono proprio qui, ma il bunker resistette. Come venne costruito questo bunker? Allora, il bunker venne progettato dalla compagnia Todd, che erano degli ingegneri che lavoravano per il Terzo Reich, e costruito da manovalanza del posto. Questo bunker, che è quello più importante, dove ci sono gli uffici del Terzo Reich, è stato costruito in un mese circa. A Recoaro ce ne sono 28. Quindi fu coinvolta la popolazione locale? La popolazione locale fu coinvolta perché qua lavorava gente della zona ed erano stipendiati anche tutte le settimane, questo per non inimicarsi la popolazione comunque. E quindi com'erano i rapporti con la popolazione? I rapporti con la popolazione non erano proprio idilliaci perché comunque guerra e tutto quanto. E gli unici rapporti abbastanza buoni erano con i ragazzini intendiamo 15-16 anni, che erano in guerra, perché nell'ultimo anno di guerra Hitler arruolava dai 15 anni in su. Quello che colpisce è la straordinaria resistenza che ha avuto questo bunker. Allora, questo bunker è costruito sotto a un 20 metri di roccia e in più per tutta la grandezza del bunker è ricoperto da cemento armato.
e dunque ha retto, come tutti gli altri bunker a Requaro, alle fonti, al bombardamento. Non ha una crepa, non ha nulla. Sono in pochi a sapere che la fine della Seconda Guerra Mondiale venne decisa qui. Allora, sono in pochi perché comunque tutto quello che è successo alle fonti è stato segretato dagli americani ed è segretato una ventina d'anni fa. Dunque l'unica cosa che si sapeva è che qui c'erano dei tedeschi, c'erano dei bunker, ma non si sapeva che tedeschi erano. Notizie e informazioni che desegretate una ventina d'anni fa. Come mai così tardi? E desegretati perché comunque non più di importanza, di rilevanza nazionale americana e notizie che potevano dare a tutti e dunque gli americani hanno deciso di desegretare tutto quanto. Libri di storia purtroppo non se ne scrivono più o si scrivono con le informazioni che avevamo fino negli anni 70, dunque con la resa di Caserta e quello che si sapeva fino a quel tempo. Kesselring fu uno non un gerarca, però fu uno degli 11 feldmarescialli, no? Che fine fece? Kesselring era uno dei feldmarescialli, era il più importante, aveva proprio potere decisionale ed era praticamente il braccio destro di Hitler al di fuori della Germania. Per quanto tempo è stato qui? È stato qui per 4-5 mesi, poi nell'ultimo periodo è stato, dopo un incidente grave in auto che ha avuto, e anche per quel motivo è stato richiamato in Germania, gli hanno dato degli altri ordini e sostituito da un generale, non più un feldmaresciallo, Wissenhoff, sempre con poteri decisionali sugli altri generali rimasti a Requaro. Fu anche lui processato a Norimberga? È stato processato ma non condannato a morte come alcuni altri. Tutto questo incorpora ciò che è stato, perché il comando bunker incorpora una memoria che è rimasta indelebile, quindi come tale da conservare e da tramandare, affinché l'oblio non abbia mai la meglio sul ricordo. E devo dire che non è semplicissimo sempre ascoltare il racconto di Giovanni, perché occorre praticare anche un certo sforzo per discernere l'illustrazione tecnica da ciò che tutto questo ha rappresentato per la comunità requarese e non solo. Voi perché siete qui? Noi siamo qui per alcuni, i primi che hanno aperto il bunker ancora una quindicina d'anni fa, per passione. Poi sono arrivati anche gli altri, comunque per dare un'informazione comunque alla popolazione di Requaro ed far capire l'importanza del bunker che abbiamo a Requaro. E quando uno come lei entra qui dentro cosa prova? Beh, io sono 5 anni che entro qui dentro quasi tutti i giorni e ogni volta comunque rimango a bocca aperta, cioè un colpo al cuore lo trovo sempre perché comunque questo è il bunker più importante d'Italia, non il più grande ma il più importante perché qui si è firmata la fine della guerra per l'Italia e di conseguenza ha un effetto domino in tutta Europa ed è qualcosa che tocca personalmente. Anche perché i suoi parenti gli hanno Anche combattuti. perché sì, come tutta la popolazione di Requaro abbiamo avuto un parente che era partigiano. Io nel mio caso ho avuto degli zii, dei nonni che erano partigiani e per fortuna non sono morti perché sono sempre riusciti a scappare, però vedere cosa è successo a Requaro e vedere i racconti dei nonni e degli zii comunque tocca. Quindi è giusto non dimenticare. È giusto non dimenticare ed è giusto anche raccontare effettivamente cosa è successo e non il sentito dire o non sentito dire o i racconti che passano da nonno a padre a figlio e magari vengono comunque sempre ingranditi. Noi raccontiamo effettivamente quello che è successo a Requaro, solamente a Requaro, non raccontiamo quello che è successo in Italia perché non è nostro compito.